Si è tenuto il 24 febbraio all'Holiday Inn di Marghera un seminario del gruppo consigliare sui fondi strutturali europei. Le considerazioni a caldo. Ma è stata sicuramente un'iniziativa molto importante, organizzata dal nostro gruppo, è stata molto partecipata da sindaci, da amministratori, da rappresentanti della società civile veneta, segno evidente che il tema è molto importante e sentito. D'altronde nei prossimi anni la Regione Veneto metterà attraverso i fondi strutturali a disposizione 3 miliardi di euro a sostegno delle aziende che si rinnovano, a sostegno delle aree di difficoltà della nostra regione, del mondo agricolo, e quindi credo che abbiamo colto nel segno di un'esigenza di avere un quadro generale di informazione da una parte e dall'altra soprattutto sollecitare la Regione Veneto a semplificare, a essere rapida e a soprattutto evitare la dispersione a pioggia dei fondi, cosa che non deve più avvenire, perché siamo di fronte a una sfida importante che deve essere colta in termini positivi.